sono in quel di Badia Cagliavena, oggi giro corto, penso di andare a Giazza e fare le gosse in salita. Sarò accompagnato dalla mia e-bike però, perché fatta con le muscolare quello è un tantino duretto. E poi Velo Veronese e giù da ritorno verso Badia Cagliavena. Giornata caldina. Direzione iniziale a Giazza e quindi le gosse in su, già fatte con Dario l'anno scorso, ma questa volta lo farò con le bike, quindi stavolta mi diverto, non sarà una pena come le altre volte. I ciliegi. Andiamo verso Selva di Pronio e quindi poi c'è Giazza. Passaggio per il contrario su stradine secondarie, bellissimo, contrada del Frodi. Ciao! Ora si sale a Velo Veronese, ci arriverò dopo. Che posticini, bello. Meraviglioso, che bella questa valle. C'è qualche piccolo pezzettino d'asfalto per raccordare un po' i sentieri. Intanto abbiamo cambiato lato della valle, prima eravamo dalla parte sua e contrada dalla parte di là e adesso siamo di qua. Che figata! E lì è Giazza, dietro quell'ansia lì. Stupendo, contra perse un po' dappertutto.
Giazza. Ecco qua. Giazza. E 2. Adesso è bello. Ma che vagliata, ma che spettacolo. Ecco qui, signore e signori, le Gosse, il famoso sentiero delle Gosse. Ragazzi, roll bike, ma wow, perché nei punti dove normalmente con muscolare scendi, qua cerchi di farla in sella, dobbiamo giocare di equilibrio mica da poco. Crashing down, the sky is burning red, but there's a sound all around me. It's coming down like a waterfall. Like a waterfall. Feels like a waterfall. I can feel it. Monticello. Oh. Adesso le Gosse continuerebbero a dire, ma non è ciclabile. Ecco qua mi dirigo verso il rifugio Lausen. Alessinia, yuppie! Wow! Mucche! Wow! Campo Fontana, cima Tenerife. Settimana scorsa con Dario eravamo in cima
piace, manca Freselli e la Carrega. Ma quanto bello è sto posto! E qua salite per raggiungere il rifugio Lausen. Oh, che spettacolo! Quello dovrebbe essere il rifugio Lausen. Lausen, di qua. Perché è così bella la montagna? Quello è il rifugio Lausen, posto molto panoramico. La Pada. Campo Fontana. La Lessinia, ragazzi, mamma mia, è bella. Veggio Veronese. Ecco qua, è la piazza di Vedo.
parte di nuovo un'altra bella mulettiera. Wow. Beh, veronese. In fondo c'è il rifugio d'Ausa. Però adesso si va qua dietro e si scende giù dall'altra parte. Motion I'm feeling. Blue is the distance between you and I, and all the stars above reflect our love. Blue is the distance between you and I. Wow. Un po' di erba incastrata nel gruppo. Ah beh, ciao ragazzi. Ah beh, ciao ragazzi. Mamma mia che spettacolo. Lì in fondo c'è Badia Caiavena, lì c'è la paleolica. Adesso dovremo salire da quella parte e scendere giù Badia Caiavena. Non manca molto.
before we met. Oh, I never thought that I could forget. No, I haven't felt this happy since before. sto passaggio qua veramente super panoramico, That I could forget. bello bello. It was all for you. So long. It was all for you. No. It was all for you. So Ecco, guarda in giro e ci guarda il paesaggio, guarda i sentieri. Zio Pino. felt this happy since before we met. I never thought that I could forget. No, I haven't felt this happy since before we met. I never thought that I could forget. No. Ok, siamo praticamente a Badia Cagliavena, qua si chiude il giro. (1600 metri di dislivello per 45 km. Ah, bello, bella Lecinia.